L'agricoltura siamo noi, in occasione della festa della giornata della donna rurale, Donne in Campo Emilia-Romagna, in collaborazione con Donne in Campo del Trentino Alto Adige, ha organizzato un convegno all'Istituto Agrario Garibaldi da Vinci a Cesena, dedicato alle imprenditrici agricole come custodi del territorio, ambiente e paesaggio. Sì, le imprenditrici agricole che fanno questa scelta di restare sul territorio sono imprenditrici che si occupano non solo della produzione, della sostenibilità dei prodotti, della qualità, quindi di avere del cibo sano sulle tavole nostre, ma anche legato a un discorso di educazione alimentare. È per questo che Donne in Campo si è sempre impegnata nei progetti con gli istituti scolastici, come in questo caso oggi. E devo dire che oggi è stato un tema molto importante dove è emerso questa resilienza che le donne, le imprenditrici hanno con le loro aziende. È importante mantenerlo questo territorio perché abbiamo visto che non serve solo restare custodi, ma il mantenimento ci porta a coinvolgere quindi tutto il tessuto che ci sta attorno, da quello economico, sociale e di sviluppo, perché sia sempre più sostenibile e più competitivo e anche, mettiamoci, redditizio, perché le nostre imprese devono essere soprattutto redditizie anche. Multifunzionalità, è stato detto, non significa fare tante cose, ma fare cose utili per la comunità. In questo contesto agriturismi, ma anche fattorie didattiche che si impegnano proprio anche rispetto alle fragilità, non solo del territorio, ma alle fragilità proprio sociali. Certo, sì, infatti ci sono tantissimi progetti in atto, si cerca anche di valorizzare proprio queste realtà, le testimonianze che ci sono state sono che vanno dall'Appennino alla pianura, quindi chi si occupa magari verso la pianura di essere ricettivo anche verso il turismo enogastronomico, o dalla parte dell'Appennino legata al discorso dei sentieri che in questi momenti si sono sviluppati molto di più, quindi devo dire che sono realtà che vogliono valorizzate, sostengo, e quindi dobbiamo investire. Per quanto riguarda le fattorie legate all'imprenditoria femminile, volevo riferire che ci sono delle fattorie sociali che anche queste danno molta risposta alle cooperative sociali che sviluppano questi progetti e grazie anche alla legge sulle fattorie sociali di cui noi siamo le firmatarie come Donne in Campo. Quindi questo aiuta a situazioni, diciamo, in cui i ragazzi o situazioni familiari, diciamo, più disagiate o più bisognose a recuperare quella dignità sul lavoro e quella lungimiranza di poter restare sul territorio e valorizzarlo sempre di più. Questa iniziativa vede insieme le donne di vari territori, in particolare questa liaison con il Trentino Alto Adige. Infatti qui con noi Marisa Corradi, che è presidente di Donne in Campo del Trentino, ma conduce anche una bella azienda agricola sotto al Croz in provincia di Trento. Allora, le donne e il territorio, lei in particolare ha un allevamento, la trasformazione, e ha puntato proprio l'interesse sulla coesione sociale del territorio, anche attraverso il latte, la malga e la vita zootecnica. Certo, in particolare il mio ruolo all'interno della comunità di Lavarone è quello soprattutto di essere presidente della cooperativa sociale, cooperativa agricola che trasforma il latte, una cooperativa storica che permette una coesione tra le aziende agricole del territorio. Senta, ma il tocco femminile cambia il tocco imprenditoriale? È chiaro che la nostra sensibilità può aiutare ad avere una visione diversa e a collaborare in modo diverso. Io in particolare sono diventata presidente di questo caseificio in un momento un pochino delicato e il mio essere donna ha permesso di riunire magari quegli animi che erano un pochino, tra virgolette, arrabbiati per andare avanti e soprattutto per dare uno sguardo al futuro. Quindi un tocco femminile per guardare lontano. Senta, voi oggi avete fatto anche una bellissima cosa, avete sostenuto la protezione civile di Tredozio, perché ricordiamo la fragilità del territorio. Certo, qui è stata la nostra voglia di essere concrete e soprattutto di avere delle persone sul territorio che utilizzeranno
quella piccola goccia che noi abbiamo potuto portare in modo proficuo, in modo concreto. Vogliamo avere da loro testimonianza del prima e del dopo, e sarà nostro impegno quello di esserci anche il durante, quindi di condividere con loro quello che avranno in mente di realizzare, e soprattutto magari di creare qualcosa in più che possa arricchire questa goccia, che potrà sicuramente dare dei benefici a questo territorio. Competenza imprenditoriale, opportunità, idee, valori, dimensione economica, ma anche sviluppo sostenibile. Tutti questi sono i concetti alla base di quello che è l'indirizzo di formazione per un'imprenditoria maschile e femminile, anche se oggi il focus è proprio sulle donne in agricoltura. Luciana Cino è dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi da Vinci di Cesena. Allora, che cosa fate in particolare per far sì che questi giovani siano anche invogliati all'imprenditoria, perché è solo uno dei percorsi possibili all'uscita dall'istituto? Certo, è soltanto uno dei percorsi, ma la competenza imprenditoriale è una competenza centrale per qualunque dei nostri studenti, a prescindere dal percorso che voglia intraprendere. Infatti il logo della scuola, un po' il motto della scuola è: coltiviamo creatività, costruiamo emozioni. E la creatività, che può sembrare strana, anomala, no? Come parola in un istituto tecnico, dove ci si immagina un focus sulla parte solamente scientifica, sul rigore, sulla logica, la creatività sembra una parola fuori posto. Invece creatività ha proprio il senso di coltivare il pensiero critico, la capacità degli studenti di attivarsi in modo costruttivo nella elaborazione del proprio sapere, essere in grado di concepire soluzioni innovative per problemi che ancora non si conoscono, pensare fuori dagli schemi. Quindi questo come si realizza materialmente nelle nostre lezioni? Si realizza affiancando alla didattica tradizionale, quindi trasmissiva, che comunque c'è e non va demolita evidentemente, perché c'è bisogno di far uscire i ragazzi con delle conoscenze fondate e strutturate, anche una continua attenzione a sollevare lo spirito critico, a interpellare i ragazzi, porli nella situazione di coprogettare l'apprendimento e non soltanto di ricevere delle informazioni, attivarli. Per quanto riguarda in particolare le ragazze, tengo a precisare che per me, per noi, per la nostra scuola, questa è una battaglia molto importante, molto rilevante. Questo è un istituto tecnico dove c'è una buona percentuale di ragazze, le classi sono miste e ci sono davvero quasi la metà delle ragazze rispetto al numero complessivo degli studenti della classe. E però abbiamo anche tanti progetti che sono dedicati esclusivamente alle ragazze, per favorire anche, per avere dei luoghi insomma in cui si possa discutere di pensieri un po' antiquati, magari di donne che non si sentono in grado di poter intraprendere dei percorsi imprenditoriali in modo autonomo, che hanno timore di non avere le competenze scientifiche adeguate. Ecco, queste cose magari in gruppi più piccoli trovano parola, perché sono un po' dei sottintesi della nostra cultura. Invece farli emergere aiuta a superarli. Nell'occasione un riconoscimento è stato dato anche da parte di CIE Emilia Romagna all'Istituto Agrario Garibaldi da Vinci, che ospita questo incontro, ma con Stefano Francia, presidente appunto di CIE Emilia Romagna, vogliamo parlare d'altro, anzi forse non solo d'altro, perché la formazione è importante, ma diciamo che c'è questo elemento che lega l'agricoltura e il paesaggio, che non è soltanto folklore o elemento bucolico, ma è un elemento fondante per il futuro di questi giovani. Certamente, ricordiamo sempre che la nostra confederazione nella sua nascita tra i fondatori è Emilio Sereni, che ha scritto una pagina bellissima della cultura del nostro paesaggio. Le iniziative che noi da anni stiamo facendo con gli istituti agrari vanno in quella direzione, vanno nella direzione di riuscire ad avere un rapporto sempre maggiore tra imprenditori e scuole, perché ci sia una ricerca focalizzata sulle esigenze degli imprenditori, ma perché ci siano anche dei tecnici e degli agricoltori che frequentano le scuole in questo momento, che avranno maggiore coesione e conoscenza con gli agricoltori. Occuparsi di paesaggio oggi è fondamentale, lo è ancora di più in questo istituto, perché siamo in uno dei crateri delle frane, dell'alluvione, e riuscire a parlare di paesaggio capendo quanto è importante l'agricoltura per la collina e la montagna diventa punto nevralgico per la politica non solo della nostra regione ma anche nazionale.
Lei si è messo un attimo in cattedra, ha fatto una domanda agli studenti, praticamente dove va a mare il fiume che attraversa questo territorio, perché? L'ho fatto per capire quali possono essere le sensibilità che i cittadini hanno sull'andamento del flussi delle acque e come ha visto nessuno ha alzato la mano perché nessuno conosceva né dove sfociava il fiume ma neanche la bonifica. Allora è importante conoscere il nostro territorio per rispettarlo di più, è importante come abbiamo fatto come CIA fare quelle politiche che prevengono l'abbandono di rifiuti all'interno degli alvei dei canali e dei fiumi, ma lo è perché si capisce anche che siamo tutti interconnessi, cioè che se i cittadini dell'areale più a valle non rispettano il loro territorio, le ripercussioni sono per chi è a monte e per chi è ancora più a valle di loro. Allora, noi a questo punto risaliamo invece un attimo, ci spostiamo in uno degli agriturismi del territorio, ma non terminiamo di affrontare questo tema, anche perché adesso arrivano proprio le riflessioni degli esperti. Parliamo con geologi e parliamo appunto con chi ha a che fare con i cambiamenti climatici del territorio. Ci rivediamo tra qualche minuto.